Attenzione al pericolo di aumento delle diseguaglianze tra le varie regioni su molti temi, dalla sanità all'istruzione. Parliamo di uno studio sull'autonomia differenziata fatto dai tecnici del Senato e pubblicato, non si sa se per errore o volutamente, su un sito internet. Poi ritirato, definito una bozza, ripubblicato. A pensar male sembra un'operazione voluta da chi, nella stessa maggioranza, vuole frenare il decreto del ministro Calderoli. Ma cosa ne pensano i trevigiani? Questa autonomia mi sembra un po', come si dice, lasciata in sospeso, in stand-by. Ecco. Speriamo bene, dai. Vorrebbe un po' più di decisione, di velocità lei? No, ma non c'è concretezza, ma questo si percepisce, si tocca con mano, quindi se non c'è concretezza mi pare di capire e di dire anche che il discorso va bene così. Mi dispiace perché ci voleva, perché sono diversi anni che Zaia e il suo gruppo cercano di portare avanti questa proposta, ma purtroppo il Sud ci blocca. Vedremo. Ma lei parla già al passato come se non si faccia più. Ma sai, Roma comanda. Abbiamo votato per cosa? Alla fine invece dovrebbero crederci a noi veneti che l'autonomia è molto 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 utile e lasciar perdere certe cose. Come andrà a finire? Ma io spero che vinca, cioè che Zaia riesca ad avere questa autonomia. Non so niente. Non le interessa? No, mi interessa, ma non sono... non seguo. Come va a finire? Non ne ho la più pallida idea, guardi. Perché... Aveva votato lei a suo tempo? No, non avevo votato perché non abito qua. Ma l'Italia è fatta così? In che senso? Ci vuole tempo per tutto. Quindi lei non si... a parte che magari lei non è nemmeno favorevole, non lo so. No, io sono favorevole all'autonomia. E quindi secondo lei insomma non c'è da preoccuparsi, prima o poi arriva? No, i tempi sono sempre lunghi.